Sul Cammino dei Pastori, alla riscoperta delle antiche tradizioni che rappresentano uno dei tratti caratteristici della provincia di Frosinone. A Picinisco, nel weekend, è tornato il Festival della Pastorizia, manifestazione che valorizza la tradizione pastorale della Val di Comino, delle sue montagne e dei suoi prodotti tipici. Dopo 2 anni riparte Pastorizia in Festival, un evento promosso dall'amministrazione comunale per promuovere e valorizzare la nostra attività agropastorale, ma soprattutto il nostro fiore all'occhiello che è il pecorino di Picinisco. E non solo, ma anche tutti gli altri prodotti di eccellenza dell'enogastronomia della nostra bellissima Valle di Comino. Quest'anno avremo un ospite d'onore che è un'azienda lattiero-casearia che viene direttamente dal paese in guerra, dall'Ucraina, e questo per noi è importante perché vogliamo far sentire loro la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Finalmente torniamo in presenza dopo questi 2 anni molto difficili in una realtà che ha sempre visto un livello di partecipazione a questo festival importante, è legata alle tradizioni, all'economia di questo territorio, ha un prodotto, quello del pecorino di Picinisco, che dal 2013 è una DOP ed è uno degli orgogli della nostra regione, e quindi come Arzial siamo particolarmente felici e soddisfatti di essere presenti proprio in questa giornata in cui il Festival della Pastorizia torna a Picinisco. Due giorni a contatto con la natura e con le tradizioni di un tempo, in un viaggio ideale tra passato, presente e futuro. Questo festival ha raccolto tanta partecipazione, tanta attenzione e soprattutto tanti produttori, tanti stand. Insomma, sarà un evento, penso, piacevole per il paese e per la valle. Una iniziativa che è cresciuta molto negli anni in termini di partecipazioni non solo di pubblico, quindi momenti di condivisione, momenti di confronto, ma anche momenti per valorizzare il nostro bellissimo territorio, una provincia con le sue peculiarità, ma una provincia estremamente bella con tante eccellenze dal nord a sud, dall'est all'ovest. È buona però!